Presentato stamani presso la sede arcivescovile il corso di perfezionamento europeo in progettista, design e management, che intende offrire una formazione specifica sui fondamenti e le metodologie della progettazione nell'ambito dei fondi europei a gestione diretta e indiretta, con particolare attenzione alle modalità operative. L'iniziativa è fatta in collaborazione con la Caritas Diocesana di Agrigento, Mondo Altro, l'Istituto di Formazione Pietro Arupe, l'Università LUMSA. Presenti alla conferenza stampa Valerio Landi, Giuseppe Notestefano della LUMSA e il cardinale Don Franco. Io credo che sia un servizio utile alla città, avere persone che sappiano come progettare e come leggere le proposte che vengono dall'Europa. È un impegno che interessa anche noi Chiesa, ecco la presenza della Caritas, la presenza della LUMSA che è un'università cattolica, la presenza dei padri gesuiti, proprio per creare mentalità operative e proprio per essere capaci anche di inventarci il lavoro. A me la cosa che fa male è vedere che tanta gente parte. Quale sarà il futuro di questa città? Il futuro ce lo possiamo costruire. Noi mettiamo elementi e possibilità perché chi vuole ne possa approfittare. Un'iniziativa che è una scommessa a servizio di questo territorio, ma anche a servizio di quelle competenze che possono aiutare il territorio stesso a sviluppare una capacità progettuale diversa. Una capacità progettuale diversa nasce quando si è capaci di avere una visione strategica, cioè si è capaci di pensare nella prospettiva del lungo periodo i temi dello sviluppo. Spesso i progetti sono progetti che si esauriscono perché hanno obiettivi deboli o perché non sono sufficientemente supportati. Allora il corso fornisce tutta una serie di competenze tecniche che aiutano nella metodologia della progettazione, nella costruzione, diciamo, dei progetti che derivano spesso dai bandi europei, con tutte quelle competenze tecniche a partire dall'inglese tecnico, dalla capacità di budgeting, dalla valutazione dei progetti che sono necessarie per avere una buona riuscita in una progettazione che sia efficace. Ecco, i requisiti per accedere a questo corso? Allora, i requisiti minimi, essendo un corso di perfezionamento, sono quelli relativi alla laurea di primo livello, quindi gli aspiranti corsisti devono avere conseguito, diciamo, una laurea di tipo triennale o una vecchia laurea quadriennale, quindi avere un primo livello accademico. Abbiamo la possibilità comunque di accogliere come uditori anche persone che per esempio stanno conseguendo il titolo, non sono ancora in possesso di questo requisito minimo, però possono accedere a partecipare al corso pur non potendo poi conseguire il titolo proprio perché mancanti di questo requisito, però potranno partecipare in maniera piena a tutta l'iniziativa formativa.